Il cartello è inequivocabile, personale 100% italiano con tanto di tricolore e Giorgio Nardin, ristoratore di Mogliano, non ci pensa proprio a toglierlo nonostante il polverone suscitato dalla diffusione della notizia. Non volevano stamparmelo, quelli che sono passati appena adesso che mi ha stampato il cartello, no? Perché secondo lui era un segnale razzista, che io ho detto assolutamente no, non c'entra niente con il razzismo, è una certificazione di un stato di fatto. A chi parla di razzismo, Nardin comunque ribatte assolutamente no, ho voluto precisare che da me lavorano solo italiani, una garanzia di qualità in più per un locale che si chiama Ai Veneziani e prepara piatti rigorosamente made in Italy. Insomma, il personale italiano, secondo Nardin, garantisce la cultura culinaria italiana. Come io non farei mai il kebab o non farei mai il sushi, perché se mangio un pesce crudo lo voglio mangiare un pesce crudo, non col riso o guarito. Dopo ognuno è libero di scegliere la cucina che vuole e io, oltre a dare la cucina italiana, certifico che il mio personale è tutto italiano. E se il cartello ha fatto storcere il naso a qualcuno, dall'amministrazione comunale all'imbarazzo dell'Ascom, ha suscitato anche il plauso di altri, come il senatore Calderoli, che in una nota ha scritto: «Quando capiterò da quelle parti andrò a mangiare in quel ristorante». Intanto Nardin non si scompone. In passato ho avuto anche dipendenti stranieri, precisa, ora punto sulla qualità culinaria italiana. E il cartello resta lì.